Quarta edizione del Caffè Letterario, oggi qui a San Leone, un appuntamento che ormai è diventato un punto di riferimento anche per la cultura, si parla di legalità, abbiamo visto anche la presenza di Don Ciotti. Sì, diciamo che ormai è un appuntamento tradizionale. Il Caffè Letterario è organizzato dalla Questura di Agrigento dell'Associazione Emanuela Loi. Registriamo una fortissima partecipazione del pubblico e un apprezzamento collettivo di questa manifestazione. Gli obiettivi sono sempre quelli che abbiamo indicato anche in passato, cioè l'affermazione della legalità, che è sicuramente uno strumento che ci permette di raggiungere maggiore giustizia ma anche maggiore standard di sicurezza. Poi intendiamo anche affermare il principio di prossimità, cioè essere vicini alla collettività e idealmente aprire le porte dell'istituzione alla cittadinanza, alla collettività. Diciamo che questi incontri ci accompagneranno per tutta l'estate. Abbiamo iniziato il 1° luglio e chiuderemo l'8 settembre. Sono incontri con autori più vari, con la possibilità anche da parte del pubblico di interloquire, porre le domande e anche aprire un dibattito. Oggi Salvo Toscano, diciamo che è un autore che presenta un genere particolare letterario, un genere noir, una forma giallistica che comunque permette di affrontare due mondi in parallelo che si specchiano, il mondo della legalità e il mondo della illegalità. Noi cerchiamo di mostrare che la legalità vince sulla illegalità e la legalità è anche una scelta di convenienza da parte di chi la sceglie, perché stare dalla parte dello Stato conviene sempre.